Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corteluccio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, storie di immigrazioni e non solo. Adesso sentirete un saluto speciale dalla città di Rosario in provincia di Santa Fe in Argentina. Lui è Pedro Dal Zotto e ci ha raccontato la sua storia di immigrazione bellunese. Lui è figlio di un bellunese, Giovanni Dal Zotto di Feltre. Me llamo Pedro Dal Zotto, vivo en la ciudad de Rosario, República Argentina. Tengo un taller de tapicería, hace 60 años que aprendí este oficio. Mi esposa, Mabel Prieto, y tuvimos 4 varones, de los cuales 2 lamentablemente fallecieron, y tenemos 7 nietos. La storia di immigrazione bellunese in Argentina della famiglia Dal Zotto inizia a Feltre, questa bellissima città in provincia di Belluno dove si trovano anche le mie radici. Feltre è una bellissima città e anche comune in provincia di Belluno. È patrimonio UNESCO, già che il territorio di Feltre appartiene al patrimonio Dolomiti UNESCO. Le origini di Feltre si rintracciano già prima dai Romani, la quale divenne un importante municipio romano per la sua posizione strategica, vicina al fiume Piave e le alte cime delle vette feltrine, facendo parte anche della via Claudia Augusta. E magari alcuni dei nostri ascoltatori che ci seguono da tutte le parti del mondo su Radio ABM Voce delle Dolomiti non sanno che il Dante fa diventare Feltre parte della Divina Commedia. Feltre ha quindi una lunga storia e tanto da raccontare, dal suo duomo con i reperti romani al suo centro storico con le sue porte antiche, il Teatro della Sena, che viene considerata la piccola Fenice, già che il teatro fu restaurato dallo stesso artista. Ma questa storia di migrazione che vi racconterò oggi inizia nel 1907, quando Giovanni Dal Zotto, padre di Pedro, che ci ha raccontato questa storia, nasce nella bella frazione di Mugnai. Nella prima guerra mondiale Giovanni perde i genitori e la situazione economica della famiglia diventa più dura che mai. Accettando l'invito di 2 cugini che già si trovavano in Argentina, decide di immigrare cercando nuove opportunità. Insieme alle sorelle decidono di vendere la casa di famiglia per poter pagare le spese del viaggio. Le sorelle Dal Zotto avevano trovato lavoro nella casa di una contessa di Mestre, che aveva una splendida e antica casa a Feltre, e lì decidono di restare, e lo faranno almeno fino al 1981, dove accadrà un evento importante, lì, a Via Paradiso 22, ma lo racconterò più in avanti. Allora torniamo a Giovanni, padre di Pedro, che partirà da solo per l'America, lasciando indietro la sua vita, il suo lavoro come latonieri, il suo passato, la sua famiglia, la sua cara Feltre. Giovanni aveva accettato l'offerta di lavoro dei suoi cugini bellunesi qui. Da Feltre arrivò a Buenos Aires e poi a Rosario, dove si è stabilito. Rosario è una bella città in provincia di Santa Fe ed è la terza città più popolosa del paese. Rosario si affaccia al fiume Paraná e si trova nel cuore della pianura della Pampa. E da lì si trasportano grani per il resto del mondo. Rosario è stata fondata nel 1800 e si trova in una posizione strategica che la trasforma in una grande metropoli all'interno di una delle zone agrarie più produttive dell'Argentina, anche essendo centro commerciale di servizi ed industrie. La città di Rosario deve il suo nome alla Vergine del Rosario, la cui immagine rimane nella cattedrale intorno alla quale è nata la città. Rosario ha anche una rilevanza storica per l'Argentina. Qui si innalzò per la prima volta la bandiera argentina il 27 febbraio 1812, grazie al suo creatore, il generale Manuel Belgrano, figlio di un genovese. Grazie a questo importante momento, la città viene chiamata come la cuna della bandera, ossia la culla della bandiera. Allora, in questa nuova terra, nella città di Rosario, il feltrino Giovanni Dal Zotto si stabilì e iniziò a lavorare in una camera frigorifera. Ma Giovanni incontrò tante difficoltà, come tutti i migranti. C'erano tante nuove sfide, come imparare la lingua, la cultura, allontanarsi dalla propria terra e la propria famiglia. Ma con quella grinta bellunese che caratterizzava il nostro migrante Dal Zotto, va avanti e riesce a stabilirsi nel suo lavoro e con successo. Giovanni incontrerà tanti altri bellunesi e specificamente originari da Polpet.
Questi paesani avevano aiutato Giovanni a costruire la sua futura casa. Poi, a Rosario, città che riceve tantissimi migranti italiani, conosce a Maria Manili, figlia di italiani, che diventa sua moglie. Con lei mette in su una bella famiglia, con 3 belle figlie e 2 gemelli maschi, tra cui il nostro Pedro, che ci racconta la grande emozione del padre Giovanni per l'arrivo dei maschietti dopo 3 figlie. Giovanni aveva lavorato tantissimo ogni giorno per non far mancare niente alla sua famiglia. Dal Soto aveva 2 lavori, non solo nell'azienda, ma anche come idraulico il fine settimana. La vita fu dura, ma Giovanni è stato un uomo felice, insieme a sua moglie e 5 figli. Lui non si era mai dimenticato di vivere le proprie tradizioni con la sua famiglia. Pedro ci racconta come con suo padre cantavano a casa in famiglia quel mazzolin dei fiori, o c'era una volta un piccolo navio. A Giovanni piacevano tanto i libri e Pedro ricorda di leggere a casa sua Corazon, i libri di Giulio Verne e anche la Divina Commedia del Dante. A casa si mangiava bellunese e Giovanni con molto orgoglio cucinava lui stesso la polenta. Suo figlio Pedro ci racconta come Giovanni passava ore a cucinare la polenta in un paiolo di rame. A fine cottura versava la polenta su un tagliere di legno e poi, insieme ai figli, la tagliava col filo. Pedro si emoziona a ricordare quei bei tempi, tutti attorno al tavolo, mangiando in famiglia. Suo padre anche aveva un orticello, dove insegnò ai figli a coltivarlo. A Rosario si può seminare nelle 4 stagioni e oggi quella tradizione continua con Pedro, i suoi figli e tanti nipoti. Giovanni non si dimenticò mai delle sue sorelle rimaste in Italia, a cui scriveva lettere. Era l'unico modo che c'era per poter rimanere in contatto con la sua terra, con la sua famiglia. Giovanni faceva partecipare anche i suoi figli e Pedro ricorda come da bambino ognuno doveva scrivere una lettera alle loro zie Feltre. Giovanni approfittava anche a tramandare la lingua italiana ai suoi figli. Giovanni aveva avuto una vita felice, ma sfortunatamente la tragedia colpisce la famiglia Dal Soto. Nel 1962, alla giovane età di 56 anni, Giovanni è stato coinvolto in un grave incidente sul lavoro dove perde la vita in modo tragico. Pedro, suo figlio, ci racconta che fu il momento più difficile della famiglia. Perdere suo padre a 17 anni lo colpisce duramente, ma l'amore e l'unità della famiglia saranno il suo supporto. La famiglia Dal Soto e soprattutto i 5 fratelli vanno avanti e diventeranno ancora più forti e uniti che mai. Oggi la famiglia Dal Soto, che Giovanni iniziò qui a Rosario, conta con più di 100 persone, tra figli, nipoti e pronipoti. Continuano ancora con le stesse tradizioni. Lavorano insieme nell'orticello di famiglia, mangiano la polenta insieme. Pedro continua a cantare quelle vecchie canzoni e questa volta con i suoi figli e nipoti. Ma la storia non finisce qui. Pedro continua la sua vita e diventa tappezziere. Si sposa con Mabel, un'insegnante argentina, e hanno 2 figli. Pedro diventa molto bravo nel suo mestiere e poco dopo apre una fabbrica di mobili insieme a un suo socio. L'attività inizia con grande successo, ma sfortunatamente le diverse crisi economiche in Argentina lo costringono a chiudere l'attività. Pedro continua però con il suo mestiere e si dedica alla tappezzeria per auto, dove avrà molto successo. Allora Pedro potrà compiere un suo grande sogno: visitare una terra che conosce da bambino, solo che tramite la voce di suo padre, tramite le storie che Giovanni raccontava di Feltre e della bella Cortina circondata dalle Dolomiti. Correva l'anno 1981 e Pedro riesce finalmente a viaggiare per la prima volta a Feltre. Porta con sé la moglie Mabel e i suoi 2 primi figli. È stato un viaggio straordinario per Pedro e la sua famiglia. Visitano tanti paesi e città dell'Italia, come Firenze, Bologna, Pisa, Genova, Napoli, Capri e Roma. Ma nella città eterna, Pedro, Mabel e i figli piccoli di 6 e 10 anni vivranno un evento storico unico. Si trovavano a Piazza San Pietro, pronti per partecipare all'udienza papale e aspettavano poter vedere il Papa salutare. All'improvviso, vedono come il papamobile passa velocemente in un'atmosfera di incertezza e paura. Pedro e la sua famiglia si trovavano lì giusto il 13 maggio del 1981, nell'attentato a San Giovanni Paolo II, facendo parte senza accorgersi di un momento storico. Poi inizia la parte del viaggio di ritorno alle sue radici che Pedro tanto sognava: arrivare a Feltre,
a incontrare di persona le sue care zie. Lui le conosceva un po' già, tramite le lettere che scriveva con suo padre Giovanni e i suoi 4 fratelli. Pedro piangeva dell'emozione insieme alla moglie quando vede per la prima volta il Piave e si ricorda ancora di passare la stazione di Quero per poi arrivare alla stazione di Feltre affollata di ragazzini. Finalmente arrivò il giorno in cui raggiunse via Paradiso 22. Pedro, insieme alla sua famiglia, suona il citofono con scritto Sorelle dal Sotto e ancora oggi si emoziona al ricordare quell'attimo in cui sente le loro voci per la prima volta dicendo «Pietro, sei tu? Siamo noi!». Pedro e le sue zie, entrambe di età avanzata, trascorrono bei momenti insieme. Pedro riesce anche a dare una mano sistemando l'orticello delle zie e seminando insieme a loro come faceva con suo padre qui a Rosario. Un altro regalo che Pedro riesce a fare alle sue zie è dimostrare la sua abilità. Pedro vede 4 belle sedie in cantina e decide di tappezzarle. Utilizza un broccato molto raffinato e con tanta cura per i dettagli riesce a fare un capolavoro. Pedro ci racconta che il lavoro fu così raffinato che la nipote della contessa, che appunto era venuta finalmente a conoscere Pedro e famiglia, vedendo le sedie, decide di dargli un luogo di rilevanza nel salotto principale della casa della contessa che si trovava nel piano superiore dell'appartamento delle zie. Pedro torna in Argentina insieme ai figli e sua moglie Mabel, che aspettava il terzo figlio. Le zie sfortunatamente muoiono poco dopo e la tragedia colpirà nuovamente la famiglia dal Sotto, con la morte del terzo figlio poco dopo la nascita. La vita continua e poi arriverà il 4º figlio, un altro maschietto che riempirà di gioia a tutta la famiglia dal Sotto. Pedro continua con la sua attività di tappezziere a Rosario. I figli crescono e arrivano i primi nipotini. Sfortunatamente la vita mette nuovamente a dura prova a Pedro e sua moglie Mabel. Perdono il terzo figlio a causa di una malattia, dovendo restare forti per i suoi nipotini e i suoi 2 figli. Pedro e Mabel sono sposati da 50 anni e continuano avanti insieme alla sua bella famiglia, tramandando le stesse tradizioni che suo padre Giovanni dal Sotto viveva assieme alla sua famiglia. Dal mangiare polente in famiglia a continuare la coltivazione a casa loro nello stesso orticello iniziato da Giovanni tanto tempo fa. Questa è la storia di migrazione della famiglia dal Sotto, iniziata da Giovanni qui in Argentina e che continua ancora grazie a Pedro, l'unico figlio che rimane ancora con noi e che ci ha raccontato questa emozionante storia. Una storia di vita, di lavoro, di successo, di tragedie, di tristezze, di tradizioni. Una storia come altre di immigrazione, di famiglia, di italiani nel mondo. Verso già la fine della nostra puntata di oggi di Ernestina della fine del mondo, voglio farvi arrivare un saluto speciale del nostro amico Pedro dal Sotto, che da Rosario, in provincia di Santa Fe, Argentina, ci regala questo messaggio. Sì, di tutto il mondo, desde la mia città, Rosario, un saluto per tutti le bellunesi nel mondo e tutti gli italiani nel mondo, orgoglio de nostra radice. Felicità per tutto il popolo italiano. Grazie mille, caro Pedro dal Sotto, per raccontare la storia di immigrazione della tua famiglia. È stato un piacere per noi. E anch'io voglio inviare i miei saluti a voi, cari bellunesi nel mondo, da qui, dalla fine del mondo. Arrivederci amici, e come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio dalla Corte Lucio per la musica e il montaggio.